La gestione dell'acqua in provincia di Agrigento rischia una nuova disfatta. Dopo Girgenti Acqua e i commissari prefettizi, anche l'AICA rischia il default. In Sicilia 120 comuni chiamati al voto il 12 giugno, ballottaggi il 26. La testimonianza delle donne scappate dalla guerra che ora vivono a Montevago. Tanta gratitudine ma hanno il cuore nella loro terra e sperano di riabbracciare i propri cari. Il sindaco di Ravanusa, dopo la tragedia dello scorso 11 dicembre in cui sono morte 9 persone a causa di una fuga di gas, ha stretto la mano del pontefice. Stop allo stato di emergenza, da oggi nuove regole, nessun ricoverato in terapia intensiva ad Agrigento, ma il reparto Covid è pieno. Al pronto soccorso mancano 11 medici, il segretario della CGIL Buscemi incontra il primario e lo spinge a colmare i vuoti di organico. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del servizio idrico in provincia di Agrigento. L'AICA, come Girgenti Acque, rischia di affondare. Il prestito di 10 milioni di euro della regione non è servito a nulla, è rimasto una goccia nel mare. Solo 5 comuni hanno aderito. Il presidente Provvidenza dell'Assemblea dei Sindaci scrive ai colleghi inadempienti: c'è il rischio tracollo. Ad oggi solo 5 comuni, Campobello di Licata, Castrofilippo, Grot, Luccasicolo e Sant'Angelo Muxaro, hanno provveduto ad effettuare il trasferimento delle somme ad AICA per un ammontare complessivo di 549.077,90 euro, a fronte dei 10 milioni di euro che la Regione siciliana aveva concesso in prestito con relativi interessi ai comuni per sostenere l'avvio del finanziamento della nuova società consortire. Gli altri 21 comuni, e precisamente Aragona, Calamonaci, Caltabellotta, Canicattì, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Ravanusa, Ribera, San Buca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sciacca e Villafranca Sicula, alla data del 31 dicembre 2021, non avevano presentato l'istanza di erogazione delle somme. Si deve purtroppo rilevare come diverse amministrazioni hanno manifestato di fatto un percorso di mancata e reale collaborazione finalizzata al successo di una gestione pubblica del servizio idrico integrato. Si legge in una lettera che il presidente dell'Assemblea dei Sindaci, Alfonso Provvidenza, ha inviato a tutti i sindaci soci di AICA. Licata è l'unico comune a non aver versato le quote sociali e continua a manifestare perplessità sulla modalità della nascita di AICA e sulla stessa esistenza dell'azienda. Si aggiunge la mancata adesione all'azienda dei comuni di Lampedusa e Camastra. Come presidente dell'Assemblea dei Sindaci non posso che manifestare rammarico, sottolinea Provvidenza. La situazione prosegue aggravata dal disequilibrio economico generato principalmente dal noto aumento dei costi dell'energia che tende ad erodere tutti gli sforzi compiuti in questi primi mesi dall'azienda. Così il prestito di 10 milioni concesso dalla Regione quando l'AICA si è insediata al momento non è servito a nulla. Si tratta di denaro che i comuni associati all'AICA avrebbero dovuto restituire con relativi interessi in 5 anni dopo l'ok dei consigli comunali. E la storia si ripete perché già la precedente gestione aveva visto i commissari prefettizi più volte tra la primavera e l'estate del 2021 prospettare il collasso finanziario in mancanza di interventi a rimedio. E la gestione ancora precedente, quella della società privata Girgenti Acque, è finita a seguito dell'inchiesta giudiziaria Waterloo. Un incendio è divampato questa mattina a San Leone sulla spiaggia di Viale delle Dune ed ha interessato il chiosco Borgo Santulì. La struttura in legno è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto 2 squadre di vigili del fuoco, la polizia e un'ambulanza del 118. Le fiamme hanno già distrutto larga parte della struttura. Lo scorso anno, sempre lungo il Viale delle Dune, si sono registrati 3 incendi in 22 giorni e fu proprio questo dettaglio temporale allora che apparve inquietante, praticamente sistematica. Dell'attività investigativa in quei precedenti casi si sono occupati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento.
Elezioni amministrative in Sicilia, si vota il 12 giugno, ballottaggio il 26, lo ha deciso il governo Musumeci su proposta dell'assessore alle autonomie locali Marco Zambuto. A essere interessati sono 120 comuni, 107 con il sistema maggioritario e 13 con quello proporzionale. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Si voterà il 12 giugno prossimo in Sicilia per elezioni amministrative. Lo ha appena deciso il governo Musumeci su proposta dell'assessore alle autonomie locali, l'agrigentino Marco Zambuto. A essere interessati sono 120 comuni, 107 con il sistema maggioritario e 13 con quello proporzionale. I consiglieri comunali eletti saranno 1520, le sezioni elettorali saranno costituite, sono 1747. La popolazione coinvolta è di 1.710.451 abitanti. Si voterà quindi nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e successivamente allo spoglio delle schede della consultazione referendaria. Il decreto di indizione dei comizi dovrà essere emanato entro il prossimo 13 aprile. L'eventuale ballottaggio si terrà il 26 giugno. Si vota in 2 capoluoghi di provincia importanti della Sicilia come Palermo e Messina, dove le consultazioni riguardano anche le circoscrizioni, ben 8 a Palermo e 6 a Messina. Alle urne anche altri grossi centri come Palma di Montechiaro e Sciacca nell'Agrigentino, Niscemi in provincia di Caltanissetta, Acicatena, Palagonia, Paternò e Scordia nel Catanese, Pozzallo e Scicli in provincia di Ragusa, Avola nel Siracusano ed Erice in provincia di Trapani. L'elenco dei comuni interessati nella nostra provincia è ben 10. Aragona si voterà col sistema maggioritario ed eleggerà 12 consiglieri. Bivona col maggioritario ne eleggerà 12. Campobello di Licata sempre col maggioritario 16. Cattolica Eraclea maggioritario 12 consiglieri. Comitini maggioritario 10. Lampedusa e Linosa col maggioritario 12. Palma di Montechiaro invece voterà con il proporzionale eleggendo 16 consiglieri comunali. Santa Margherita del Belice col maggioritario ne eleggerà 12, Sciacca invece col proporzionale ne eleggerà 24. Per chiudere Villafranca Sicula, sistema maggioritario dove saranno eletti 10 consiglieri comunali. Il segretario regionale della CGIL Alfonso Buscemi ha incontrato il nuovo primario del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, Sergio Vaccaro, e a conclusione riferisce: la situazione rischia il collasso, mancano 11 medici, e ciò a fronte di un elevatissimo numero di accessi al pronto soccorso. Il dottor Vaccaro ha già informato la direzione sanitaria: occorre colmare i vuoti d'organico, sottolinea Buscemi, che prosegue: la pianta prevede 21 medici, attualmente sono presenti 6 medici di ruolo, 2 liberi professionisti, uno a turno da altri reparti e uno dei 118 che è utilizzato nel tempo libero. Tali medici devono occuparsi non solo del pronto soccorso ma anche dell'area di emergenza. A causa della chiusura della medicina generale trasformata in reparto Covid, si occupano anche della cosiddetta astanteria che scoppia di pazienti. Inoltre occorre potenziare il numero degli infermieri e degli operatori sociosanitari a sostegno anche delle assistenze domiciliari Covid. Oggi, 1 aprile, non è più in vigore lo stato di emergenza iniziato 2 anni fa per far fronte alla pandemia di Covid-19. Ad Agrigento il reparto Covid è pieno di ricoverati, ma non c'è nessun paziente Covid in terapia intensiva. Bassissimi i numeri dei nuovi vaccinati. Nel consueto report settimanale il commissario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia, raccomanda prudenza. Vediamo. L'appuntamento del 1 aprile con l'aggiornamento della situazione pandemica nella provincia di Agrigento cade nella data in cui è finito per decreto il Covid in Italia. Sapete bene qual è il mio punto di vista al riguardo, perché ritengo che non si può chiudere una pandemia per decreto, però questa è la situazione. Ovviamente dobbiamo adattarci, se possibile, con un po' di intelligenza a quelle che sono le nuove regole. Ricordate quello che è successo in questi 2 anni, quindi ritengo che tutti gli elementi per poter valutare voi con la vostra esperienza e con la vostra intelligenza le cose che vanno fatte rispetto a quelle che vengono
dettate dalle norme che ovviamente vanno rispettate, però l'interpretazione personale può essere utile per evitare di ricadere, così come è successo negli anni precedenti, in condizioni nelle quali ovviamente nessuno di noi vuole rituffarsi. Vi dico subito che la cosa importante da fare, voi vedete in sovraimpressione quello che non c'è più e quello che rimane in vigore rispetto al passato. Il concetto fondamentale è che queste varianti, in questo momento l'Omicron 2, ma le altre varianti che andranno ad appalesarsi, hanno una influenza, un impatto che è esattamente commisurato a quello che noi riusciamo a mettere in campo per la prevenzione. Quindi se noi quando entriamo in un ambiente chiuso, quando parliamo in un ambiente affollato, se siamo a contatto con persone di cui non conosciamo la provenienza e non sappiamo chi è la persona che ha incontro, che potrebbe essere potenzialmente un positivo, cosa possiamo fare? L'obbligo della mascherina, magari se non c'è, io per abitudine metto la mascherina appena entro in un ambiente chiuso e ovviamente se mi trovo a parlare con persone in maniera ravvicinata o in gruppi di persone ravvicinate. Vedete tutto quello che non c'è più e quelle regole che sono in vigore, soprattutto le raccomanderei per la scuola, perché è diventato adesso il punto di infezione, il punto di contaminazione più importante per tutta la nostra nazione. Passiamo subito a quello che è l'esame della nostra situazione pandemica provinciale. Il numero di positivi oggi continua a crescere, perché noi abbiamo dei numeri che sono enormi, però voi vedrete subito che per quanto riguarda gli ospedali non abbiamo più neanche un paziente in terapia intensiva, mentre abbiamo piena la medicina Covid, cioè piena significa non c'è manco un posto libero, la medicina Covid di Agrigento, e abbiamo 13 posti liberi nella medicina di Ribera, che quindi ha un'occupazione di 29 su 42 posti in medicina, ovviamente nessuno in terapia intensiva. Questo ci conferma il dato che l'Omicron 2, che è più diffusiva dal punto di vista dell'impatto come patologia, ha poca cosa se non una simile influenza, febbre, qualche giorno di febbre anche alta, faringotinia, quindi mal di gola, oppure sindrome influenzale tipo raffreddore, ma per fortuna non ha quegli effetti brutti che sono quelli sull'apparato respiratorio. Abbiamo avuto, che vedete bene dal fatto che non c'è nessuno in terapia intensiva, meno casi, se non per quelle patologie che erano concomitanti, che il virus ovviamente aggrava per la patologia preesistente. Per quanto riguarda le vaccinazioni, anche qua i numeri sono bassissimi, abbiamo meno di 2000 vaccinazioni, quindi noi da oggi rimoduliamo tutta l'offerta vaccinale, perché 1800, neanche 2000 vaccinazioni in una settimana, vi ricordate che noi in un giorno facciamo 5000, quindi tenere 14-10 punti vaccinali aperti H24 ovviamente non ne vale la pena, ma cerchiamo di concentrare e di utilizzare in maniera più efficiente le persone che lavorano ancora da noi e che sono state prorogate, alcune fino al 30 giugno, altre fino al 31/12, sia infermieri, OS, tecnici, biologi. Abbiamo prorogato tutte le figure sanitarie fino al 31/12, le figure amministrative fino al 31/12, ma dobbiamo fare degli atti per poterli garantire l'utilizzo organico nelle nostre aziende. Anche per quanto riguarda la positività dei tamponi, abbiamo visto le file nei nostri hub e nei punti dove vengono somministrati i tamponi. Continuiamo ad avere una percentuale di positività che è scesa rispetto alla settimana scorsa, siamo al 35-25%, quindi la conferma che il nostro virus è nella nostra provincia, che si è classificata in questa settimana quarta dietro Catania, Messina e Palermo, e quindi è la provincia che ha un maggior numero di positivi. Dalla settimana prossima questo focus settimanale sarà arricchito da altri elementi, perché abbiamo contezza da un mese a questa parte che limitarci solo a dare vaccinazioni positive o altro è una informazione utile per poter regolarci
come popolazione sul nostro comportamento, e noi che ci preoccupiamo dell'organizzazione sanitaria avere sempre contezza di quello che sta succedendo nella nostra provincia, quindi rimane utile esternare questi dati, ma dobbiamo spingere un po', focalizzandoci soprattutto sulle cose che vogliamo fare nella nostra provincia per curare i pazienti no Covid. Quindi, con qualche novità che vi arriverà da qua alle festività di Pasqua, vi saluto e vi do appuntamento alla settimana successiva. La nuova vita delle donne ucraine a Montevago, la testimonianza di alcune di queste donne arrivate nel paese dell'Agrigentino. Arturo Cantella. Le donne ucraine a Montevago come si sono integrate nel nostro tessuto sociale? C'è chi si è messo subito a studiare la nostra lingua, chi gioisce per l'acquisto di una lavatrice, chi per la bicicletta donata alla figlia, mostrando un senso di alta gratitudine per l'accoglienza ricevuta dalla nostra terra, avendo sempre però nel proprio cuore la terra dove sperano di ritornare al più presto, proprio l'Ucraina, e poter abbracciare i loro cari. Sentiamo alcune testimonianze di donne arrivate a Montevago grazie alla collaborazione promossa con l'associazione A Cuore Aperto, fatte dal collega Calogero Giuffrida. Как ты себя чувствуешь тут в Сицилии, в Монтеваго? Tutto è meraviglioso, tutto è bello, ci siamo potuti incontrare tra di noi, ci stanno dando una mano, ci vengono forniti viveri e stiamo tutti bene. Anche al bimbo è stata data una bicicletta e delle cose con cui giocare. Grazie, siamo stati ben accolti, si prendono cura di noi, ci piace, è molto bello, abbiamo tante attenzioni. Questa adesso è una domanda piuttosto difficile. Noi ci adattiamo, è una cultura diversa, una mentalità diversa, ad oggi è difficile rispondere. Dopo tutta questa esperienza, qui è come il paradiso. Sono molto grata per le vostre cure. Siamo veramente felici di come siamo stati accolti qui, dell'atteggiamento nei nostri confronti. Non ce l'aspettavamo. Siamo con il cuore in Ucraina. Abbiamo parenti e amici là. I nostri pensieri sono tutti là. Ci piace molto, vi ringraziamo per l'accoglienza, siete molto ospitali, noi abbiamo tutto, ci portano tutto, ci comprano tutto ciò di cui abbiamo necessità, siamo molto contenti, siamo davvero grati. Mi sento benissimo, vi ringrazio molto. Gli italiani sono bellissime persone, ci hanno accolti bene, si prendono cura di noi, sono senza parole. Per adesso sono felicissima, come in un resort. Siamo rifugiati ucraini della città di Kharkov. Siamo arrivati qui grazie a queste brave persone. Abbiamo vissuto malissimo, è stato molto difficile per noi. I nostri figli hanno vissuto per un mese in una cantina. Avevamo paura di uscire perché c'erano esplosioni ovunque. C'era un orrore che non può essere dimenticato tutt'oggi. Assistiamo alle notizie con paura e comprendiamo anche in che luogo paradisiaco ci troviamo in questo momento. Sono grata a tutte queste persone che si prendono cura di noi adesso. Ci portano tutto, cibo, vestiti, si prendono cura della nostra salute. Nel nostro paese, in Ucraina, la vita non sembra essere più la stessa. Ai parenti diciamo di come siamo stati accolti qui. Piangono con noi dalla felicità. Ci piacerebbe che la guerra in Ucraina finisse il prima possibile. Ho anche portato con me una maglia ricamata con cui tornerò non appena saprò che abbiamo vinto. Ma è molto bello qui. Vorrei vivere qui per un po' e mostrare alla mia famiglia che città meravigliosa è Montevago, che mi sta dando la vita e dove Dio mi ha dato l'opportunità di venire. Grazie a tutti. Ha trovato sul balcone di casa un bossolo senza ogiva calibro 8 per pistola, protagonista un 32enne favarese che al momento si trova agli arresti domiciliari. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno sequestrato il bossolo e avvisato la Procura della Repubblica. Nessuno nella zona avrebbe sentito uno sparo. Come il bossolo esploso sia finito sul balcone del 32enne lo stanno cercando di accertare i militari dell'Arma. Privilegiata la pista di un avvertimento, anche se non vengono escluse altre ipotesi.
Approvata alla Camera la riforma dell'ergastolo ostativo. Si tratta della legge che determina il divieto di concessione di benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Il testo passa all'esame del Senato. C'è il servizio. Sì della Camera alla nuova legge sull'ergastolo ostativo, approvata con 285 sì, un solo voto contrario, 47 astenuti, e cioè i deputati di Italia Viva, Costa di Azione, Fratelli d'Italia. A questo punto la legge passa al Senato per l'ultimo voto, che dovrà essere approvata entro il 10 maggio, cioè entro la scadenza, un anno di tempo, data dalla consulta, il 19 aprile del 2021, quando con una ordinanza firmata da Niccolò Zanon ha bocciato l'ordinamento penitenziario per cui i detenuti che non collaborano con la giustizia non possono ottenere la liberazione condizionale. La Corte, nella stessa linea, del 2019 aveva dichiarato incostituzionale l'articolo 4 bis dello stesso ordinamento del 1975, che fino a quel punto vietava l'accesso ai benefici come i permessi premio in assenza di una collaborazione. Ma lo scorso anno la consulta non ha stoppato la norma, lasciando l'ultima parola al Parlamento proprio per la complessità della materia, e ha dato alle Camere 12 mesi di tempo per riscrivere le regole dell'ergastolo ostativo. Veniamo così ai dettagli della legge, che nei primi articoli recita così: i benefici possono essere concessi ai detenuti purché dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria e alleghino elementi specifici diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di associazione dell'organizzazione criminale, di eventuale appartenenza che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la stessa criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Toccherà poi al giudice di sorveglianza accertare altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. La procedura per arrivare a una possibile sì alla liberazione condizionale è complesso e il giudice di sorveglianza dovrà acquisire il parere del pubblico ministero, le informazioni dal carcere dove il detenuto è recluso. Qualora dovessero emergere elementi che provano contatti attivi con le mafie, dovrà essere il detenuto a fornire prove contrarie. Aumenta anche il minimo della pena scontata, 30 anni anziché 26 per ottenere la liberazione condizionale. Ma è stata Marta Cartabia a salvare in extremis la legge sull'ergastolo ostativo dall'ennesimo scontro nella maggioranza sui detenuti. Al 41 bis, il carcere duro per i mafiosi, la linea della Guardasigilli è intransigente. Cartabia dice: i detenuti che si trovano al 41 bis non potranno fare alcuna istanza al tribunale di sorveglianza per ottenere la liberazione condizionale o altri permessi premio se prima non hanno a loro volta presentato una richiesta per revocare il carcere duro. La sua decisione diventa una pregiudiziale secca che entra nel testo del nuovo ergastolo ostativo ed è esattamente la posizione che in commissione antimafia ha espresso l'ex procuratore nazionale ed ex procuratore di Palermo Piero Grasso. Ma alla Camera invece il testo approvato dalla Commissione Giustizia il 23 febbraio non conteneva questo passaggio così esplicito. Non passa invece nonostante il voto segreto chiesto da Fratelli d'Italia e la libertà di voto data da Forza Italia. L'emendamento proposto da Riccardo Maggi di Più Europa è firmato anche dalla Demenza Bruno Bossio ed Enrico Costa di Azione, che chiede di escludere i reati di corruzione dall'elenco, che rende impossibile accedere al lavoro all'esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione, norme introdotte dopo la legge spazzacorrotti dell'ex guardasigilli Alfonso Bonafede, che ha inserito anche reati di corruzione, tra quelli off limit per i permessi. Il sostituto procuratore Giuseppe Fice, al termine della requisitoria per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche della provocazione, ha chiesto 8 anni di carcere per Raimondo Burgio, 39 anni, di Palma di Montechiaro, accusato dell'omicidio del cognato Ignazio Scopelliti, di 45 anni, ucciso a colpi di pistola al culmine di una lite, avvenuta in strada il 2 novembre del 2018 davanti all'abitazione della madre dell'imputato.
In primo grado, lo scorso 14 maggio, il GUP del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, gli aveva inflitto la condanna a 17 anni e 4 mesi di reclusione. Il processo è stato aggiornato al 14 aprile prossimo per le arringhe dei difensori di parte civile Giuseppe Vinciguerra e Rossana Avanzato e dei legali dell'imputato, gli avvocati Francesco Scopelliti e Salvatore Pennica. Burgio, venditore di bombole e acqua, quel giorno si sarebbe recato a casa di Scopelliti verosimilmente per l'ennesimo chiarimento. Con sé si sarebbe portato una pistola. Ben presto ne è nata una discussione, poi l'uomo avrebbe estratto l'arma ed ha sparato senza esitazione a distanza ravvicinata, esplodendogli contro quasi l'intero caricatore. Scopelliti, centrato al petto e stramazzato sull'asfalto bagnato dalla pioggia. Carmelo D'Angelo, sindaco di Ravanusa, ha incontrato Papa Francesco. La città dell'Agrigentino lo scorso 11 dicembre è rimasta segnata dalla tragedia in cui, a causa di una fuga di gas, è crollata una palazzina e sono morte 9 persone. Arturo Cantella. Sindaco, una settimana intensa che ha visto Ravanusa al centro di attività anche con il Santo Padre, un momento sicuramente interessante anche per quello che è successo, che mostra sempre tanta vicinanza al comune di Ravanusa. Sì, un momento toccante, emozionante, la visita al Santo Padre che già aveva avuto un pensiero per la nostra comunità. Abbiamo continuato a chiedergli le preghiere perché ne ha tanto bisogno la nostra cittadina e poi abbiamo avuto anche altri incontri con il Ministro Bianchi, con la Municipalità di Roma. La testimonianza che c'è un affetto che va al di là della Sicilia, un affetto di tutta la nazione e anche al di là della nazione per la nostra Ravanusa, per quello che è successo purtroppo l'11 dicembre. Stanno continuando a venire azioni di solidarietà nei confronti del comune di quello che è stato? Sì, continuano le azioni di solidarietà, noi dal canto nostro stiamo provvedendo a completare il progetto per ridare la casa ai cittadini, pensiamo di approvarlo entro il mese di aprile in via definitiva e renderlo cantierabile e poi speriamo di avere gli incontri come già sono programmati con il Presidente della Regione e il Governo nazionale per avere finanziamenti. I carabinieri di Ravanusa hanno eseguito un ordine di detenzione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo a carico di una casalinga di Ravanusa 61enne. Deve scontare 6 mesi di reclusione domiciliari per più episodi di truffa online in concorso e minaccia commessi il 25 agosto del 2011 a Trapani e tra luglio e settembre del 2013 a Ravanusa. Dopo le formalità di rito, la donna è stata accompagnata dagli stessi militari dell'Arma nella sua abitazione, dove ai domiciliari sconterà la pena. Ad aver coadiuvato Giuseppe Pipitone, in arresto dallo scorso martedì, è reo di aver pilotato i concorsi pubblici di vigili del fuoco e polizia, sostenendo i giovani suoi pupilli dietro una copiosa richiesta di denaro. Vi sarebbero stati anche Alessandro Filippo Lupo, sindacalista della UIL Vigili del Fuoco, Vincenzo Faraci, referente e uomo di fiducia che manteneva contatti con i candidati del concorso provenienti dal Veneto, Vittorio Costantini, che invece manteneva contatti su Roma, e ancora il viceprefetto Claudio Balletta del Ministero dell'Interno presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Lupo e Balletta nel 2020 erano entrambi destinatari di attività intercettiva nell'ambito di un'indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Benevento per corruzioni ed altro sui concorsi per l'accesso ai ranghi delle forze dell'ordine, tra cui quello ai vigili del fuoco in argomento. Nella circostanza il primo veniva sottoposto alla misura della sospensione per 12 mesi dell'esercizio delle funzioni di vigile del fuoco ed agente di polizia, il secondo invece, al pari di altri, veniva tratto in arresto. Ciò provocava l'immediata reazione di alcuni dei restanti soggetti intercettati ed in particolar modo di Rosa Avino e di Fabrizio Sant'Angelo, anch'essi membri al pari del Pipitone delle commissioni d'esame per il suddetto concorso nei Vigili del Fuoco. I predetti durante i loro dialoghi non manifestavano alcuna meraviglia in ordine a quanto accaduto, ammettendo chiaramente che ormai il comportamento anomalo dei predetti era risaputo da tutti, partendo da quanto capitato al Lupo e al Balletta. Rosa Avino in particolare nella giornata del 12 giugno del 2020 riferiva anche del Pipitone e della sua vicenda giudiziaria, chiarendo come questi in più occasioni
Le aveva chiesto notizie su diversi aspiranti. Una rete, come più volte detto, tentacolare, la cui mente era proprio il Pipitone, grande manipolatore, soprattutto assetato di denaro e vendetta per chi non fosse sceso ai suoi patti, e con altra estrapolazione di intercettazioni che oggi vi vogliamo sottoporre, riguardante proprio Rosa Avino e una certa Antonietta, che comincia così. Uno si è fatto sempre un mazzo tanto a lavorare, capito? E adesso per questi 4 qui parte la parolaccia. Uno deve pure, è Rosa, no, ma poi hai capito, a me viene in mente quando mi telefonava quel puntini di Trapani, riferendosi proprio al Pipitone, per sapere com'è andato quello, com'è andato quest'altro. Vero che poi il voto viene pubblicato, quindi non è che c'è niente da nascondere. Ma sì, dice ancora Antonietta. Simile conversazione avveniva pure sempre tra la Avino ed Eli dei Conigli. Anche in questo caso le due avevano modo di far cenno al Pipitone e agli intrallazzi posti in essere durante il concorso. Così la Conigli. Io personalmente ti ripeto, per come lo ricordo, non credo al coinvolgimento di Parisi, però stava nella commissione e non era di certo l'ultimo arrivato. Voi che questi non saranno sentiti dagli inquirenti? Non è che sia una sorpresa, perché questi intrallazzi delle assunzioni e le chiacchiere girano da tempo, da tanto tempo. Però è anche vero che la maggioranza del corpo non è fatta di persone così e purtroppo pagheremo il prezzo per tutti. E ancora, no vabbè, questo no, quello verrà licenziato. Si riferivano al lupo 12 mesi, sì 12 mesi sospeso, pure questo no. Il capo del sindacato nazionale della UIL, uno delle 3 sigle più grandi, cioè ma ti rendi conto? Io non ho parole, chiude Lavino. E così terminiamo anche quest'oggi il nostro ennesimo approfondimento su quanto accaduto nella città di Alcamo. Messina è il primo porto crocieristico in Sicilia nel 2021 e il 6° in Italia. Il porto dello Stretto ha superato di 3 posizioni Palermo e di ben 11 Catania, che sono i competitors più vicini. Vediamo. Riparte il crocierismo internazionale e il porto di Messina ha dimostrato tutte le sue potenzialità, attestandosi nel 2021 come primo porto in Sicilia, 6° in Italia e 12° nell'intero Mediterraneo per traffico crociere. Con 29.806 crocieristi in imbarco e sbarco e 126.516 in transito, per un totale di 156.322 passeggeri, il porto della città dello Stretto ha superato di 3 posizioni Palermo e di ben 11 Catania, ospitando ancora una volta navi fra le più grandi del mondo, così come quelle più piccole ed esclusive. 30 gli approdi della Costa Smeralda, sono state 13 le compagnie che hanno confermato con la loro presenza che il porto messinese è da anni una realtà importante e consolidata grazie alle sue infrastrutture e ai servizi portuali e certamente per l'appeal inossidabile di alcune mete offerte. Il numero di presenze a bordo di alcune navi non ha fatto rimpiangere in qualche caso i primati registrati negli anni passati, diversi infatti gli scali in cui si sono superati i 4.000 passeggeri e in un caso addirittura i 5.000. Nel frattempo è già in avvio la stagione 2022 che preannuncia per Messina nuovi significativi record. La crescita prevista è del 30% in termini di approdi e del 40% in termini di crocieristi rispetto al 2019, ultimo anno normale prima dell'emergenza sanitaria. Il numero di navi previste a approdare nella città è di 220 con oltre 610.000 passeggeri a bordo. Affollate le banchine in 10 date calde in cui saranno attraccate 3 navi in contemporanea. La prima il 3 maggio con circa 10.000 passeggeri in porto. Le previsioni sembrano davvero rosee, dichiara entusiasta il presidente dell'autorità di sistema portuale dello Stretto, Mario Mega. Gli operatori portuali e la città possono finalmente attendersi una forte ripresa delle attività collegate al crocierismo, considerando anche che con la fine dell'emergenza non vi saranno restrizioni alle escursioni libere dei crocieristi. Il posizionamento ottimo nelle classifiche dei porti crocieristici, addirittura fra i 20 porti top del Mediterraneo, continua Mega, dimostra che Messina è una meta riconosciuta da tutte le principali compagnie che ci hanno già inserito anche negli itinerari del 2023 e dell'ancora lontano 2024. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. L'Istituto Quasimodo di Agrigento vola a Roma al Ministero per partecipare alla presentazione del piano Rigenerazione Scuola. Il nostro direttore Arturo Cantella.
Preside, la vostra scuola è stata recentemente al centro di un'interessante iniziativa, rigenerazione scolastica, alla presenza anche del Ministro a Roma, insomma un lavoro ben fatto che ha dato i suoi frutti. Se ne parliamo? Sì, tutto nasce dal fatto che la scuola nel 2019 è diventata una scuola plastic free, aderendo ad un appello lanciato dall'associazione Onlus Mare Vivo. Da allora abbiamo costruito una rete dove sono presenti diverse scuole su tutto il territorio nazionale. La scuola in quest'anno scolastico, nel mese di novembre, ha partecipato alla prima settimana del piano di rigenerazione scuola. Ha partecipato con tutti gli ordini di scuola, quindi a partire dai bambini della scuola dell'infanzia, percorrendo la scuola primaria e con gli alunni della scuola secondaria di primo grado, ha realizzato davvero tantissime attività con prodotti davvero graziosi e belli, che hanno chiaramente attirato l'attenzione del Ministero. Siamo stati invitati a partecipare a questa prestigiosa manifestazione che si è tenuta il 23 marzo scorso al Ministero. Insomma, è stato davvero un momento abbastanza emozionante, ha dato davvero luce al lavoro svolto dai docenti e dai ragazzi. Vorrei dire un'altra cosa in merito a all'inserimento della scuola nella rete Plastic Free, perché giorno 7 aprile, quindi giovedì prossimo, ci ritroveremo a suggellare un gemellaggio che è avvenuto in questo periodo tra una scuola di Milano e l'Istituto Quasimodo. Ci ritroveremo proprio a suggellare il gemellaggio davanti al Tempio della Concordia e poi ci sposteremo per un seminario presso la Sala Fazzello del Museo di Agrigento. Sarà sicuramente un bell'evento a cui insomma vi invito tutti a partecipare. Insomma il percorso continua ancora? Il percorso sì, continua, diciamo che proprio stiamo muovendo quasi i primi passi, perché in questo momento ci sentiamo di rilanciare questa rete, visti i valori che promuove, quello chiaramente di un'educazione ambientale che si fonda prima di ogni cosa ad eliminare la plastica, che è davvero un materiale che inquina tanto e che quindi fa tanto male al nostro pianeta. E parliamo di un'altra scuola, protagonista però di un progetto Erasmus, l'Istituto Sciascia di Agrigento. I dettagli nel servizio. Sono pronti alla partenza gli alunni dell'Istituto ITET Sciascia di Agrigento, diretto dalla dirigente scolastica Patrizia Marino, per affrontare questa nuova esperienza all'estero per poter partecipare al progetto Erasmus, finanziato dall'Unione Europea, denominato Look for a Better Place, che vuol dire cerca un posto migliore, e che vedranno partecipare anche altri istituti stranieri, come il Liceo dei Paesi Bassi, della Turchia, della Germania, e proprio la prima tappa sarà in Danimarca. Il progetto Erasmus aiuterà gli studenti a diventare cittadini del mondo, consentirà loro di accedere alla conoscenza dei concetti chiave individuati dall'ONU come obiettivi di sostenibilità 2030. Questo progetto è iniziato già nel 2020 ed è un partenariato di scuole europee, e siamo in partenariato appunto con una scuola tedesca, una scuola olandese, una scuola danese e una scuola turca. Ora siamo in partenza per il meeting internazionale che si svolgerà a Västerskerning in Danimarca. Comincerà proprio domenica 2-3 aprile e si concluderà il 9 di aprile, ed è appunto un meeting internazionale in cui i ragazzi di tutte queste scuole europee lavoreranno in gruppi misti sugli obiettivi dell'agenda dell'ONU 2030, quindi tutti gli obiettivi di sostenibilità di cui per ora tanto si parla, che dovrebbero servire a rendere un mondo, a vivere in un mondo migliore. Obiettivi come niente povertà, come la pace, come la sostenibilità, come istruzione di qualità e come per esempio l'azzeramento del gender gap, cioè delle differenze tra ragazzi e ragazze, e l'opportunità di dare le stesse opzioni a tutti.
quindi i ragazzi sono molto emozionati perché sanno che andranno a incontrare questi loro compagni europei. Tra l'altro questo progetto è bellissimo proprio perché crea una mentalità da cittadino europeo di cui in questo momento abbiamo tanto bisogno. Quindi sono molto entusiasti e non vedono l'ora di fare questa esperienza, e tra l'altro abbiamo in programma una seconda partenza nel mese di maggio per la Turchia, dove di nuovo le scuole lavoreranno sempre in gruppo su questi obiettivi. Il lavoro che fanno i ragazzi è quello di visitare aziende e istituzioni dei territori visitati, raccogliere materiali e poi creare dei video promozionali, quindi svilupperanno tante competenze di cui la mia collega professoressa Cumbo può dare un profilo. Allora, c'è da dire che questo progetto avrà sicuramente una forte valenza formativa sugli studenti coinvolti e una notevole ricaduta didattica sull'intera comunità scolastica, nonché sul territorio. Infatti, a conclusione del progetto, i risultati, i prodotti e le esperienze fatte e vissute dai partecipanti saranno a beneficio dell'intera comunità, considerato che appunto questo progetto è stato finanziato dai fondi comunitari. Come ha già detto la mia collega, gli studenti coinvolti nel progetto lavoreranno sugli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e grazie al progetto i ragazzi avranno la possibilità di sviluppare, potenziare e consolidare quelle competenze trasversali che sono necessarie per lavorare in gruppo, quali esprimere la propria opinione personale nel completo rispetto degli altri, argomentare, sapere parlare in pubblico, supportare le proprie idee in modo dovuto, circostanziato e anche collaborare in maniera proficua senza mai prevaricare sugli altri. Volevo puntualizzare una cosa, che in questo momento storico così drammatico e così precario, questo progetto assume ancora un'importanza maggiore, considerata la visione olistica del programma dell'Agenda 2030, che considera necessaria la costruzione di società pacifiche, giuste, inclusive, che siano basate sul rispetto assoluto dei diritti umani e su un efficace Stato di diritto. Allora, io sono molto felice di partire per questa esperienza, ringrazio la scuola per avermi dato questa opportunità, sono sicuro che non sarà soltanto un'esperienza linguistica, ma comunque sono sicuro che ci formerà anche di persona, sarà un'esperienza appunto di vita. Condivido tutto con il mio compagno, appunto sarà una bellissima esperienza, ringraziamo tutti quanti la nostra scuola per questa bellissima occasione. Per me è una grande opportunità partire per l'estero, soprattutto per potenziare il mio livello di inglese, ma soprattutto anche per conoscere le diverse culture. Ciao, sono la professoressa Maria e vi presento la delegazione in partenza per la Danimarca per il progetto Erasmus Plus Look for a Better Place. Ciao, sono Sara. Ciao, sono Simone. Ciao, sono Tillo. Ciao, sono Stefania. Ciao, sono Cristiano. Ciao, sono Cristiano. Ciao, sono la prof Laura. Ciao. E adesso un altro progetto Erasmus di 4 mesi che prevede però l'inserimento nel mondo del lavoro per 20 neodiplomati della provincia di Agrigento. Vediamo. Allora, questo progetto si chiama Erasmus Plus e dà la possibilità a studenti della città dei Templi e della provincia di fare un'esperienza lavorativa, proprio una formazione lavorativa all'estero, e riguarda sia diplomati sia ragazzi che stanno per fare gli esami di maturità. Bene, sì, il progetto di cui risulta beneficiario la Confcommercio di Agrigento darà la possibilità a ben 20 neodiplomati di svolgere esperienze professionalizzanti di tirocinio all'estero in diversi paesi europei per ampliare le proprie competenze, abilità e conoscenze nel settore turistico alberghiero e dei servizi commerciali. È un'esperienza di 4 mesi che permetterà ai ragazzi di apprendere sul contesto lavorativo internazionale, quindi europeo,
diciamo, tecniche ma soprattutto soft skills necessarie oggi nel mondo del lavoro. È un'esperienza che arricchirà i ragazzi non solo da un punto di vista professionale ma anche da un punto di vista linguistico, perché consideriamo che un'esperienza del genere avrà la possibilità anche di implementare maggiormente le competenze di lingua. I paesi di destinazione saranno Spagna, Irlanda, Francia e Albania. Sono stati scelti dalla Confcommercio di Agrigento proprio perché in questi paesi si focalizzano maggiormente lo sviluppo turistico, del marketing e dei servizi commerciali. C'è già una stima su quanti potrebbero essere gli studenti quest'anno che andranno a fare questa esperienza? Quest'anno i ragazzi che avranno la possibilità di svolgere questa esperienza saranno circa 20. Sì. Il prossimo anno ovviamente la Confcommercio avrà la possibilità di erogare annualmente fino al 2027 borse di mobilità, quindi di anno in anno le borse aumenteranno di 10-15 unità. Pertanto ogni anno i giovani del territorio neodiplomati avranno questa opportunità di andare all'estero e formarsi nei settori di progetto. Perfetto. Il ruolo della Confcommercio nel ruolo Erasmus Plus, che dà la possibilità a studenti della provincia di fare esperienza lavorativa all'estero. Il ruolo della Confcommercio in questo caso è un ruolo fondamentale, in quanto innanzitutto è stato riconosciuto come ente accreditato presso INAP, l'Istituto Nazionale per le attività di ricerca della pubblica amministrazione, ed è già un grande risultato. Ma il grande risultato oggi va attribuito alla Confcommercio Giovani, dei giovani imprenditori di Confcommercio, che hanno voluto fortemente questo progetto, lo hanno cercato, lo hanno voluto i giovani per i giovani di questa, diciamo, nostra provincia. Quindi davvero una sinergia straordinaria che cerchiamo di portare, diciamo, a frutto al meglio, selezionando insomma quelli che sono i nostri migliori talenti. Una collaborazione che mi pare è già stata confermata per 5 anni, fino al 2027. Esattamente, fino al 2027 l'accreditamento sarà, diciamo, ufficiale, e ogni anno avremo la possibilità di incrementare il numero di studenti che possono andare a fare questo tipo di esperienze, in incoming naturalmente e anche fuori. Per cui questo progetto è destinato ad avere anche una maggiore diciamo, rilevanza sul piano provinciale, perché noi ci muoviamo sul piano provinciale e speriamo di portare, diciamo, al meglio questo tipo di esperienze, per poi fare in modo che il territorio ne possa trarre i migliori benefici. Un progetto voluto dai giovani nazionali, e Agrigento è stata nominata capofilo della Sicilia. Oggi uscirà il bando che ci porterà a selezionare questi giovani che dovranno partire, ed è uscito in un giorno importante, un giorno che alla scadenza, diciamo, dello stato d'emergenza porterà i giovani a ripartire. Oggi questo è stato voluto fortemente dal gruppo Giovani di Agrigento, un gruppo che con passione sta cercando di crescere in questa città, crede in questa provincia e soprattutto crede nei giovani, crede in quei giovani che nella speranza che con il loro ritorno possano portare quell'esperienza e farla maturare da un punto di vista imprenditoriale. Al Teatro Pirandello di Agrigento, Fiori d'acciaio, prodotto dal direttore artistico Francesco Bellomo. Vediamo. Sabato 2 aprile alle 20:30, con replica domenica 3 alle 17:30, ad Agrigento apprezzeremo nel nostro teatro lo spettacolo denominato Fiori di acciaio, prodotto dal direttore artistico del Teatro Pirandello della nostra città, Francesco Bellomo, che chiuderà proprio qui il tour dopo aver girato tanti teatri italiani. Fiori di acciaio è tratto dall'opera omonima di Robert Harling per la regia di Michele Andreazzi e vedrà sul palcoscenico della massima istituzione agrigentina un cast stellare tutto al femminile come Tosca D'Aquino, Rocio Morales, Emanuela Muni, Emi Bergamo, Martina Di Fronte e Giulia Weber. Dalle storie e dal confronto di queste donne d'acciaio si delineerà una commedia agrodolce tra sorrisi, commozione, sentimenti, ironia,
qualche volta crudele senza mai essere cinica. Uno spettacolo, insomma, scritto per le donne, come sottolinea Francesco Bellomo. Non avevo previsto in cartellone perché, essendo una mia produzione, ritenevo più giusto dare spazio ad altre produzioni, poi invece il CDA ha insistito perché lo spettacolo venisse messo in cartellone. Sono comunque contento perché sta avendo veramente un grandissimo riscontro, è uno spettacolo dove ci si diverte e ci si commuove, che è quello che serve in questo periodo, con delle attrici d'eccezione, da Tosca d'Aquino a Rocío Muñoz Morales, Emi Bergamo, Martina Di Fonte, Giulia Weber, Emanuela Muni, con la regia di Michela. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.